Allora, con Alessio Morosin di Indipendenza Veneta. Allora, questi sono giorni particolarmente caldi perché c'è un referendum in Scozia per l'indipendenza e qua da noi si sta discutendo ancora di un possibile referendum qua per il Veneto. Noi in Veneto, per la verità, abbiamo una legge approvata il 12 giugno dal Consiglio regionale, la legge 16 del 2014, la quale prevede che anche il Veneto, se raccoglie i fondi, se la Giunta fa le delibere, possa esprimersi, il popolo veneto possa esprimersi sul tema dell'indipendenza. Quindi non siamo messi peggio della Scozia o della Catalogna. Diciamo che la Catalogna e la Scozia vivono realtà diverse ma molto analoghe. Per quanto riguarda la Scozia dobbiamo dire che da loro è già accaduto un fatto importantissimo che è avvenuto il 15 ottobre 2012, quando Londra ed Edimburgo hanno deciso che comunque dovevano essere i cittadini scozzesi a decidere. Da noi invece a Roma hanno deciso che noi non abbiamo voce. Questa è una cosa molto grave per la democrazia, la libertà e anche per quelle che sono le norme internazionali sul diritto di autodeterminazione. Ecco, le vostre mosse future quali sono? Le nostre mosse future è che, nonostante l'impugnazione della legge 16 del 2014, la Giunta regionale non perda il treno, perché la legge, anche se impugnata, non perde i suoi effetti, quindi la legge è pienamente valida, quindi adotti immediatamente, senza ulteriori ritardi, la seconda delibera per aprire il famoso conto corrente dove moltissimi veneti vogliono dare il loro obolo, il loro contributo perché questo referendum si celebri.